La seduta è aperta. Colleghi, diamo le comunicazioni. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno, do il preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della terza personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, articolo 85, ovvero la domanda a scrutinio nominale o scrutinio segreto, articolo 127, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Colleghi, così come avevamo concordato, noi dobbiamo chiudere la discussione generale sugli enti locali, sul disegno di legge degli enti locali. Quindi chiedo ai colleghi se c'è qualcuno che volesse intervenire. Quindi sono autorizzate le commissioni antimafia quarta e sesta a continuare le attività di commissione parallelamente all'Aula. Chiudiamo questa mattina, stavo dicendo, la discussione generale e poi oggi pomeriggio riconvochiamo la seduta alle ore 15 e iniziamo poi a votare gli articoli del testo del disegno di legge. Hanno chiesto di intervenire l'onorevole Schillaci, l'onorevole Campo e l'onorevole Cambiano. Prego, onorevole Schillaci. Grazie Presidente, intervengo in discussione generale su questo disegno di legge che abbiamo incardinato oggi all'ordine del giorno sugli enti locali. È un disegno di legge che non risolverà il problema degli enti locali che poi con la cronaca di questi giorni mette proprio e scopre i nervi di una struttura amministrativa molto fragile. Per questo motivo intanto vorrei mandare un abbraccio di solidarietà alle comunità che stanno vivendo ore tragiche in questo momento, in particolare alla comunità di Niscemi, che vede franare veramente impegno e beni propri di una vita in queste ore drammatiche. Tornando al disegno di legge sugli enti locali, dicevo, non è un disegno di legge che risolve le principali criticità, prime fra tutte la scarsa possibilità di utilizzare la spesa anche extraregionale per la mancanza di tecnici, di una cabina di regia che possa risolvere i problemi degli enti locali. L'abbiamo detto tante volte, abbiamo anche fatto ordini del giorno come Movimento 5 Stelle per l'istituzione di uno staff tecnico proprio in questa direzione, ma purtroppo non abbiamo visto delle soluzioni in questa direzione. Cosa salviamo di questo disegno di legge sugli enti locali? In particolar modo il Movimento 5 Stelle introduce il tagliando antifrode anche per le elezioni amministrative comunali, che dà la possibilità di evitare il famoso fenomeno della scheda ballerina, con l'applicazione del tagliando che fa diventare la scheda univoca ma non riconoscibile, così come già stato attuato per le elezioni nazionali. E poi il disegno di legge finalmente ci darà la possibilità a una delle pochissime regioni che non ha ancora recepito la norma nazionale sull'equiparazione della presenza nelle giunte comunali del genere, di uno dei due generi. Bene, il Movimento 5 Stelle ha anche presentato un emendamento che eleva questa percentuale al 50% perché non riteniamo che la quota del 40% sia giusta nell'essere applicata. Il Movimento 5 Stelle non è mai stato favorevole alle riserve sulle quote rosa perché abbiamo una metodologia di accesso alle candidature bipartisan, cosa che non avviene negli altri partiti politici. Infatti, sin da quando siamo entrati nelle istituzioni abbiamo una percentuale di donne presenti sia a livello regionale che nazionale in altissima percentuale rispetto ad altre forze politiche, ma ci rendiamo conto che ciò non avviene in altri partiti politici ed è il motivo per il quale la politica ha bisogno di donne
che si occupano dei problemi dei propri territori, ed è il motivo per il quale mi auguro che oggi i colleghi uomini non facciano alcun scherzetto, che ci mettano la faccia e che non si arrocchino dietro il voto segreto. Quindi io mi auguro che la votazione, immagino a partire dalle 15, possa finalmente restituire un minimo di dignità a questo Parlamento siciliano. Grazie Presidente. Grazie onorevole Schillaci. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Campo. Prego onorevole. Grazie Presidente. Io oggi mi chiedo ma cosa stiamo facendo? Perché oggi siamo qua a discutere di un disegno di legge sulle poltrone, sul mandato in più, sul gettone in più, sul consigliere in più, sulla percentuale in più, quando la Sicilia sta scomparendo? Da 391 comuni forse ne avremo 390. Io capisco il calendario, l'ordine del giorno, la capigruppo, ma è una situazione in cui noi dovremmo essere tutti con gli stivali di gomma e non con i mocassini e i tacchi a spillo sui territori, a cercare aiuti, a cercare di accelerare le risorse. Dovremmo essere qui ad agevolare il più possibile il collegato per avere fondi immediati. Dovremmo essere a battere i pugni sui tavoli romani. Questo disegno di legge che arriva oggi qua, in questa giornata, con un'aula vacante, è inopportuno perché la Sicilia è in una situazione precaria. Le dico solo che qualche anno fa a Cava Mortella, Ispica, si è aperta una voragine, non della portata di Niscemi, ma quasi, perché ci sono case sull'orlo. E questi comuni non sono soltanto 2, sono 50 in Sicilia, è certificato. Ci sono delle situazioni che potrebbero succedere da un momento all'altro anche in altri comuni della Sicilia. Da 391 potremmo diventare 390, 389, 388 comuni e via discorrendo, e noi siamo qua a parlare delle poltrone degli enti locali. A me sembra veramente che siamo fuori dal mondo, dentro il palazzo, mentre la Sicilia affonda. Non va bene, Presidente. Io non sono dello stato d'animo per essere qua a discutere di un disegno di legge sulle poltrone degli enti locali, perché questo è, l'abbiamo voluto chiamare disegno di legge sugli enti locali, ma il nome non va bene perché non aiuterà affatto gli enti locali ad affrontare tutti i danni che hanno subito in questi giorni, sia dal ciclone Harry che dalla situazione di Niscemi, e siamo tutti niscemesi, Presidente. Grazie onorevole Campo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cambiano. Grazie Presidente. È anacronistico discutere oggi di un disegno di legge degli enti locali che viene presentato all'opinione pubblica come riforma degli enti locali. Io sfido chiunque e ogni cittadino siciliano a immaginare che cosa riforma questo disegno di legge. Riforma degli enti locali ci saremmo aspettati, soprattutto in questo grave momento in cui la classe politica è inchiodata alle proprie responsabilità, un'assunzione di maturità, di coscienza rispetto a quello che sta accadendo nel territorio siciliano. Ecco, riforma degli enti locali che prevede, e intervengo in discussione regionale di cui discutiamo in Commissione ormai da qualche anno. Mi pare che la montagna abbia partorito un topolino, perché le norme che dovrebbero essere introdotte nell'ordinamento regionale riguardano permessi retribuiti per i consiglieri comunali, indennità di carica per il secondo vicepresidente del Consiglio laddove è previsto, l'introduzione del consigliere supplente
Ecco, ma secondo voi i siciliani, quando leggeranno sulla stampa riforma degli enti locali, si aspettavano che questa classe politica sentivano l'esigenza di introdurre la figura del consigliere supplente? Quanto costa l'introduzione di questa nuova figura? Non è stimabile il costo, perché nei comuni superiori a 15.000 abitanti si parla di incompatibilità tra il ruolo di consigliere comunale e di assessore. Quindi, qualora un consigliere comunale venga nominato assessore o ricopra la carica di assessore nella giunta comunale, subentra il consigliere supplente. Possono essere 1, 2, 3. Questo in tutti i comuni superiori ai 15.000 abitanti. Quanto costa? Non è stimabile, perché non sappiamo quanti consiglieri comunali assumeranno una carica in giunta. Ecco, ma questo intervento per far riflettere sul fatto che la politica e la classe politica non è abituata ad un'assunzione di responsabilità. Anziché concentrarci su quello che gli eventi purtroppo catastrofici ci consegnano come messaggio, che è quello di un territorio fragile, di strutture amministrative non in grado di preservare il territorio, di strutture amministrative non in grado di programmare, di strutture amministrative non in grado di avere una progettualità. Ecco, io credo che non stiamo rendendo un buon servizio ai siciliani, perché le classificazioni del PAI, le classificazioni del rischio idrogeologico, ad esempio, impongono massima prudenza nella spesa pubblica nei territori. Eppure in Sicilia ci sono comuni, sindaci che continuano a spendere risorse in zone a rischio R4. E allora io mi sarei aspettato una riforma che vada in tal senso e che faccia assumere responsabilità anche a una classe dirigente e di amministratori locali che probabilmente insieme all'intera classe politica regionale e nazionale è solo alla ricerca del consenso, perché è il carburante della politica il consenso. Quindi, piuttosto che mettere in sicurezza un costone roccioso, si preferisce, ad esempio, quello che è accaduto in un comune siciliano qualche mese fa, spendere 1.300.000 euro per realizzare una passerella in legno e un'area giochi per bambini sotto una zona classificata R4 dal PAI, perché la realizzazione di una passerella e di un'area giochi per bambini anche in una zona R4 magari porta consenso, mentre la messa in sicurezza del territorio non porta consenso. Allora la riforma degli enti locali, che probabilmente serve ai siciliani, è una riforma delle strutture amministrative che permettano di impegnare le risorse e di preservare il territorio. Perché vede, Presidente, l'altro elemento che deve far riflettere la politica tutta e la comunità siciliana è che la fragilità del territorio è riconosciuta e conclamata da anni, e il commissario contro il dissesto idrogeologico è il Presidente della Regione, almeno da 8 anni e mezzo a questa parte, senza soluzione di continuità. Quindi il commissario contro il dissesto idrogeologico era Musumeci e adesso è Schifani. E purtroppo la responsabilità è sempre di qualcun altro, perché quello che sta accadendo a Niscemi, ad esempio, è responsabilità di qualcun altro e non si comprende di chi sia la responsabilità. È una classe politica non all'altezza di assumersi responsabilità di governo. Questa destra che continua a fare propaganda rispetto ad azioni mai realizzate
a infrastrutture che possono esistere solo sulla carta fa venire i brividi alla gente per bene. Grazie onorevole Cambiano. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giristro. Prego. No, prego. Prego. Sì, sì. Poi c'è l'onorevole Chinnici, l'onorevole Adorno, Burtone. Grazie Presidente, grazie colleghi. Dovrei dire grazie Governo. Presidente, dov'è il Governo? Onorevole Giristro, stiamo continuando la discussione generale. C'è di mezzo pure un'emergenza, quindi No, perché il Governo sarà presente oggi pomeriggio per il voto. Sì, dico, vedere un'aula, io mi auguro che questo Parlamento possa, con l'intervento, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, finalmente poter utilizzare l'intervento dell'intelligenza artificiale, Presidente, per creare ologrammi dei nostri deputati, visto che l'Aula è totalmente deserta, ci sono deputati sempre dell'opposizione. Poi questa è un'Aula dove speriamo che in futuro con gli ologrammi... c'è un deputato, ha detto c'è un deputato, 2, 3, 4... a chi più ne ha, 3, 4, siamo arrivati a 3 deputati del Governo, è bellissima questa cosa, grazie per darmi una mano. Lo dico che ci sono 3, devo dire anche nomi e cognomi. Questa è un'aula che ormai è diventata un'aula deserta praticamente, sono noi dell'opposizione, siamo qui a vigilare. Ma Presidente, volevo dire soltanto... Già i colleghi miei del Movimento e anche gli altri colleghi di opposizione hanno definito questo disegno di legge un disegno farsa, un disegno barzelletta, così dicono. Perché di che cosa stiamo parlando? Un disegno di legge sugli enti locali che dovremmo chiamare disegno di legge poltrone e sofà. Perché è un disegno di legge solo per poltrone, lo dobbiamo dire, con tutti i bisogni, con tutte le necessità che gli enti locali hanno in questo momento, oltretutto in quest'istante di grande emergenza. Noi stiamo a discutere sul deputato supplente, abbiamo bisogno sui consiglieri, stiamo parlando di poltronificio. Per l'ennesima volta questo Parlamento sta scadendo nei contenuti. Io credo che, Presidente, l'ho detto ieri e lo ribadisco ancora una volta, che credo che ci sia una fetta di popolazione che ormai da anni, da decenni non va più a votare. Queste persone non vanno più a votare perché sono indignati di come questa politica oggi becera continua a comportarsi. E noi queste persone le stiamo chiamando, le rivogliamo in piazza. Vogliamo queste persone, che sono la metà della popolazione votante, che queste persone con una matita possono mandare a casa governi beceri che non sanno cosa vuol dire politica, non sanno cosa vuol dire politica con la P maiuscola, sanno parlare di P, le due uniche P, poltrone e partiti. Questo è quello che dicono i nostri, che non vogliono più sentire i nostri cittadini. Allora, Presidente, io credo che ci voglia, in questo momento bisogna avere quel guizzo d'orgoglio che tutti noi indignati dovremmo sentire. Questo è un disegno di legge che veramente indigna tutti noi dell'opposizione, ma soprattutto indigna i nostri cittadini. Grazie. Grazie onorevole Giristro. Ho iscritto a parlare l'onorevole Adorno. Prego. Presidente, grazie. Siamo qui a parlare della discussione degli enti locali, ma in realtà dovremmo parlare dell'ordine dei lavori, Presidente, perché l'ordine dei lavori prevederebbe che il Parlamento si occupasse della nostra regione in una fase in cui siamo in estrema emergenza, in una fase in cui siamo in ginocchio. E invece
mi trovo a ripetere gli stessi refrain che io stessa sono oramai stanca di ripetere. Di fronte a me ci sono tutte le sedie rosse degli assessori vuote e quella più grave, l'assenza del Presidente della Regione Siciliana. E lo dico perché, scusami Stefania, mi sono caduti gli occhiali, me li puoi dare per piacere? Grazie. E lo dico perché ancora una volta quelle che sono le esigenze dei cittadini non vengono affatto rispettate. Allora, la priorità di questa destra che ci governa in Sicilia, di questa destra che ci governa in Italia, di questa destra che governa anche la mia città, Catania, ma io voglio soffermarmi sulle priorità che sono messe qua a disposizione dell'Assemblea regionale siciliana, sono questo DDL sugli enti locali. E io voglio dire ai cittadini di cosa tratta questo DDL. Voglio leggere l'articolo 6, per esempio, perché è importante, dopo quello che sta succedendo a Niscemi, dopo che ci sono 1500 famiglie, persone sfollate, dopo che forse un comune intero non ci sarà più e non sarà presente nella nostra regione. L'articolo 6, disposizioni in materia di rappresentanza del Presidente del Consiglio Comunale, perché dobbiamo dirlo chiaramente, la politica determina le priorità e le priorità del governo Schifani sono: il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta l'intero Consiglio. Nelle occasioni istituzionali segno distintivo del Presidente è una fascia bicolore, gialla, rossa, portata a tracolla e recante lo stemma della Regione Siciliana e quello del Comune di appartenenza. Per non parlare dell'articolo 3 che prevede le disposizioni in materia di gettoni di presenza e di indennità. Presidente, ci troviamo come sempre di fronte a scelte inqualificabili, a scelte delle quali noi parlamentari presenti in aula, peraltro in prevalenza, in stragrande prevalenza dell'opposizione, perché loro mettono le loro priorità, ma poi non hanno la faccia nemmeno di scendere in aula. E allora, Presidente, io quello che chiedo è che questo Parlamento torni ad occuparsi di quelli che sono i veri temi dei siciliani. E allora ci sono le coste della Sicilia orientale che sono disintegrate, ci sono porti disintegrati, ci sono paesi che non hanno più il lungomare, ci sono infrastrutture straimportanti, altro che ponte sullo stretto. La ferrovia che collega Catania con Messina è distrutta, le linee sono interrotte. Glielo possiamo dire al Ministro Salvini questo? Glielo possiamo dire al Governo Meloni che 1.300 miliardi di fondi FSC ieri sono stati votati non da questo governo di destra, ma dalle opposizioni insieme, unite, anche con qualche francotiratore, perché i mal di pancia nel centrodestra non finiscono mai, e tutti in maniera forte abbiamo detto che i soldi destinati al ponte sullo stretto venissero invece destinati a quelle necessarie infrastrutture siciliane. Grazie Presidente. Grazie onorevole Adorno. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Chinnici. Prego onorevole. Sì, grazie Presidente. Mi riservo poi di intervenire nuovamente quando cominceremo a discutere l'articolato, però volevo mettere subito le cose in chiaro per quello che riguarda uno degli articoli di questo disegno di legge che per questo Parlamento dovrebbe essere prioritario. Mi riferisco all'articolo che riguarda la presenza diciamo, la differenza di genere, perché non è appunto un articolo sulle quote rosa, ma è un articolo che adegua, come è noto, la Sicilia, dovrebbe adeguare finalmente la Sicilia al resto d'Italia e garantire che ogni genere sia rappresentato nelle giunte almeno per il 40%. E allora noi auspichiamo, noi che siamo solo 15 donne su 70, e questo la dice lunga, no? Auspichiamo e ci rivolgiamo appunto fin da ora ai nostri 55 colleghi uomini perché su questo voto, su questo articolo non si chieda il voto segreto. Ognuno ci deve mettere la faccia, lo cominciamo a dire subito, lo ribadiremo più tardi,
che non si chieda il voto segreto su questo, perché il voto segreto noi opposizioni lo usiamo, l'abbiamo usato fino a ieri notte, fino a ieri sera, per fare opposizione, ma qua si tratta semplicemente di adeguare una normativa, e la Sicilia è una normativa che ci pone allo stesso modo allo stesso livello delle altre regioni. E siccome siamo particolarmente indietro sulla rappresentanza di genere, i numeri sono impietosi, quantomeno chiediamo e facciamo appello perché non si chieda il voto segreto, perché ci si metta tutte e tutti la faccia. Come le dicevo prima, mi riservo poi di intervenire nel corso della seduta più tardi, quando riprenderemo con il voto. Grazie Presidente. Grazie onorevole Chinnici. Chiesto di intervenire l'onorevole Burtone. Prego onorevole. Signor Presidente, un disegno di legge in discussione in Aula che abbia come centralità la questione degli enti locali, è stato detto da qualche collega, non può che portare la nostra mente a quanto sia successo in queste giornate. Ci sono stati interventi anche in Aula significativi nei giorni scorsi. Stamani però aprire il dibattito sulle condizioni degli enti locali in Sicilia non può che avere quel riferimento purtroppo triste di ciò che è accaduto nella nostra Sicilia. E lo abbiamo detto subito, un grazie alla Protezione Civile per quello che ha fatto, perché aver anticipato alcune segnalazioni, alcune previsioni meteorologiche sono state fondamentali. Noi non abbiamo fortunatamente dei morti, abbiamo tanti danni e diciamo, questa situazione, chiedo scusa. Colleghi. Dicevo che la situazione quindi non è stata drammatica perché abbiamo avuto un'anticipazione significativa, tecnicamente valida da parte della Protezione Civile, che ringrazio il direttore ingegnere Cocina. Noi sindaci siamo stati allertati continuamente con richieste di istituire il COC, di seguire puntualmente ciò che accadesse. I danni ci sono stati e noi delle aree interne abbiamo detto con chiarezza: guardate alle aree riviere, ai litorali, perché la situazione è molto più grave nella fascia ionica. Questo lo ribadiamo, aggiungendo però due considerazioni. Una, diciamo, meno grave, che è quella però per i protagonisti significativa, quella della perdita di prodotto. Ci sono numerosi produttori agricoli che hanno perso quasi tutta la produzione. Parlo degli agrumicoltori, ma parlo anche di altre attività agricole che sono state falcidiate. Ma il tema centrale, Presidente, che io qui ribadisco, è quello di Niscemi, un comune a noi molto caro, un comune che si trova in grande difficoltà. Proprio ieri il direttore della Protezione Civile Nazionale ha ribadito la gravità della situazione, il peggioramento che si potrebbe determinare. Allora io, Presidente, concludo questa parte dicendo con chiarezza che non c'è tempo da perdere. Noi incalzeremo il governo nazionale, non si possono fare due pesi, due misure. Si è detto che nel resto d'Italia si sono fatti interventi significativi. Noi ribadiamo un impegno che deve essere veloce per ripristinare le condizioni
nella zona ionica, deve essere veloce per mettere al centro questo comune che ha avuto una funzione importante anche dal punto di vista produttivo, è stato il centro per la produzione dei carciofi, ha orientato anche questo tipo di attività. Ora si trova in difficoltà e le difficoltà, ripeto, potrebbero peggiorare. C'è bisogno di tanto lavoro. Noi siamo pronti come minoranza a dare il nostro apporto, perché la condizione della Sicilia è una condizione piegata, gravemente in sofferenza. Noi non possiamo non tener conto che saranno necessari studi geologici, piani regolatori da rivedere. C'è una situazione talmente impegnativa che deve richiedere senso di responsabilità e lavoro. Rispetto a questo, certo, il disegno di legge che è stato presentato sembra minimale. La collega Chinnici parlava della necessità di non votare col voto segreto una norma che è in tutto il Paese, quella della parità dei generi, importantissima. Io sono sindaco, Presidente, ho sempre messo la metà degli assessori. Anche nel Consiglio Comunale la metà sono donne, quindi non sento questo problema. Credo però, lo dico all'Aula, che se non si deve votare col voto segreto su una norma che è in tutta la Nazione, non si deve votare il voto segreto neanche per l'altra norma che è in tutta Italia, che è quella del terzo mandato. Io credo che dovrebbe essere buona norma questa qua, perché se in Italia si riconosciute alcune norme, io credo che la Sicilia, qualora non dovesse vedere qualche pericolo, dovrebbe seguirle, e quindi io credo che ci debba essere questa un'uniformità di vedute. Per il resto, Presidente, io non credo ci siano tanti atti importanti. I comuni hanno grande esigenza. Veda, Presidente, la Svimez nei giorni scorsi ha scritto una cosa interessante, ha detto: se in Sicilia, ed è così, il PIL è aumentato, poi la condizione della vita è diversa rispetto al PIL, purtroppo amaramente diversa, si è aumentato è perché si sono utilizzati i fondi del PNRR, si sono utilizzati il fondo del 110, e questo è merito dei comuni. Lo ha sottolineato lo Svimez, ha detto: i comuni hanno avuto questa funzione importante, hanno dimostrato di essere, se mi si permette l'utilizzo di un termine scientifico, l'asse muscoloscheletrico del nostro territorio. Sono stati quelli che recepiscono, i primi recettori che colgono quelle che sono le esigenze delle comunità. Quindi vanno aiutate là dove hanno problemi, non dove non ci sono le problematiche, le questioni che andrebbero superate. Si vogliono fare alcuni aggiustamenti formali, io non li ritengo necessari, però specie in questa fase. Penso però che i comuni avrebbero bisogno d'altro, avrebbero bisogno intanto di rimettere al centro la loro funzione di erogatore di servizi, ma anche di promotore dello sviluppo. Io parlavo del PNRR. La condizione delle nostre città non è quella derivante dal PIL registrato, è quello di cittadini che vedono aumentare l'energia e quindi le bollette, che si trovano in difficoltà quando vanno a fare la spesa, e questo è il tema, e che trovano difficoltà ancora dal punto di vista produttivo per far decollare alcuni settori. Così come sul tema della burocrazia, Presidente. I comuni hanno difficoltà intanto perché non hanno il segretario a tempo pieno. La gran parte dei comuni ha un segretario, se riesce, a scavalco. Non parliamo del tecnico, dell'ufficio tecnico, anche questo a scavalco. Non parliamo del ragioniere, per non sottovalutare, anzi per mettere al centro il tema la maggior parte dei funzionari sono persone che sono entrate con l'ex articolo 23 e che hanno un monte ore assolutamente inadeguato. È là che bisogna incidere.
rimettere in sesto un percorso che possa essere utile alla comunità per avere delle strutture burocratiche efficienti, così come non c'è dubbio la denatalità che colpisce le aree interne è un tema che va posto con grande attenzione. Ne parliamo, dopodiché i dati ci dicono che c'è bisogno di alcuni interventi da fare subito, anche perché la denatalità non è determinata soltanto dalla poco nascita di bambini, ma anche dal fatto che tanti giovani lasciano la nostra terra per andare in altre parti dell'Italia, così come abbiamo problemi notevoli dal punto di vista fiscale, Presidente. I comuni non riescono ad arrivare ad avere le risorse che i cittadini debbono dare. Lo dicevo per le condizioni economiche, quindi non abbiamo evasori ma creditori, però non c'è dubbio che anche su questo bisogna fare un ragionamento, se è vero come è vero che la gran parte dei comuni scivola nel piano di rientro e poi nel piano che prevede quasi il fallimento dell'azione amministrativa del comune. Concludo, Presidente, c'è un grande dibattito sul tema della violenza, della sicurezza. Si è detto che anche i comuni debbono essere interessati, si sta facendo molto sul piano della videosorveglianza. Presidente, però il cancro delle nostre comunità sono le devianze legate alla droga, all'alcol, e i giovani hanno anche ormai questa tendenza di utilizzare armi improprie, di fare violenza immotivata. Su questo bisogna intervenire e per fare questo non serve soltanto aumentare la pena, serve soprattutto un'azione di prevenzione. La scuola innanzitutto deve fare questo lavoro. Noi abbiamo attivato come Comune di Militello in Val di Catania dei nuclei di ascolto all'interno della nostra scuola, con lo psicologo, con alcune figure che operano nell'ambito della prevenzione, ma si è visto subito che si è una condizione di insufficienza perché il mondo giovanile è in grande difficoltà e la risposta, Presidente, la debbono i comuni. Lo Stato sì, deve fare ed è opportuno che si muova, che attivi soprattutto la realizzazione di nuove caserme, la presenza delle forze dell'ordine nel territorio, ma l'attività di prevenzione, i messaggi di vita che possano contrastare questa violenza inaudita non possono che venire dai nostri comuni e noi su questo, Presidente, lavoreremo convinti che i comuni continuino ad essere l'unico luogo in cui ci può essere una richiesta e poi l'impegno concreto da parte di amministratori che non debbono attendere ma che debbono lavorare immediatamente. Grazie onorevole Burtone. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Assenza. Prego onorevole. Grazie Presidente, intervengo in sede di discussione generale su questa normativa approdata finalmente dopo un lungo percorso in Commissione, un primo approdo in Aula per poi ritornare in Commissione, una normativa indubbiamente importante che interviene sulla vita dei nostri enti locali. Le norme più importanti le avete già ricordate nei precedenti interventi. Credo che l'attenzione si concentra soprattutto sul terzo mandato per i sindaci dei comuni sino a 15.000 abitanti e la norma volta ad assicurare una maggiore parità di genere nell'ambito delle amministrazioni locali. Sono entrambe due norme che appartengono al patrimonio normativo del resto d'Italia e dobbiamo riconoscere che siamo in profondo ritardo per recepire due norme che tra l'altro, oltre ad essere
ripeto, applicate nelle altre regioni, sono anche norme di assoluto buonsenso. Personalmente, ma è una mia convinzione personale che non impegna assolutamente il partito, io eliminerei qualsiasi limite ai mandati. Fino a quando un soggetto ha la fiducia dell'elettore, per me merita di rappresentare al meglio quell'elettorato in tutti i campi in cui ciò avviene, sia nella politica, sia nelle professioni, sia in quant'altro. È il consenso che determina, a mio modestissimo avviso, la durata del mandato e non un tetto, un limite imposto dalla norma, ma sono riflessioni estranee rispetto al dettato normativo oggi all'esame del Parlamento. Vi sono altre norme importanti, quella dell'introduzione del consigliere supplente, quella che regolamenta meglio i permessi per i consiglieri. Ci siamo permessi anche di presentare degli emendamenti che finalmente rendano giustizia, quantomeno in tema di rimborso spese, per i consiglieri dei liberi consorzi, che in questo momento che finalmente sono stati eletti, sia pure con un'elezione di secondo livello, e che però non possono nemmeno usufruire del rimborso spese per la loro attività. Come un'altra norma che secondo noi è sacrosanta è quella di equiparare almeno l'indennità del presidente del libero consorzio a quella del sindaco del comune capoluogo. Spero che l'Aula li apprezzi. Per quanto riguarda quella norma che ha suscitato tanto interesse e anche tante discussioni e tanta preoccupazione anche e soprattutto da parte delle nostre colleghe donne nel Parlamento, io ho già detto pubblicamente, e lo ribadisco formalmente da questo podio, che ho impegnato il gruppo di Fratelli d'Italia a non chiedere il voto segreto su questa norma e a non sostenere l'eventuale richiesta di voto segreto da parte di terzi. Credo che sia importante, come mi permetto di dire che quanto testé affermato dal collega Burtone è altrettanto sacrosanto, cioè sarebbe opportuno che anche sul terzo mandato si evitasse di chiedere il voto segreto. Con una però precisazione: l'entrata in vigore della norma sulla rappresentanza di genere non può essere immediata. Non può essere immediata per una serie di ragioni, perché noi abbiamo tutta una serie di giunte che hanno faticosamente raggiunto degli equilibri e che verrebbero sconquassate da un'entrata in vigore immediata di questa norma. Tra l'altro il primo turno elettorale è fra 5 mesi, quindi l'emendamento da noi presentato è nel senso che la norma sul limite del 40% della rappresentanza in giunta debba avere applicazione dal prossimo turno elettorale. Tra l'altro, non essendo ancora in vigore evidentemente la norma che permette l'ingresso del consigliere supplente, noi abbiamo tutta una serie di giunte in cui gli assessori si sono eletti come consiglieri, si sono dimessi da consiglieri per far fronte all'ingresso dei primi dei non eletti e quant'altro, e che in questo momento, se dovessero essere sostituiti a forza per il raggiungimento della quota di genere, si troverebbero ad essere estromessi sia dalla Giunta sia dal Consiglio. Quindi ragioni di assoluta opportunità propendono per far sì che una norma di assoluto buonsenso che assicuri questa rappresentanza però trovi applicazione dal prossimo turno elettorale, dal prossimo cambio delle amministrazioni. Uguale sconquasso non sorgerebbe per il consigliere supplente o per quant'altro, perché evidentemente si potrebbe solo allargare la compagine e non invece stravolgere le compagini come avverrebbe nel primo senso. Credo che sia una proposta di buonsenso che possa trovare accoglimento nell'Aula e
penso di poter dire che è una proposta che agevolerebbe di molto anche il percorso di approvazione della norma in sé sulla rappresentanza. Grazie. Grazie onorevole Assenza. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro. Prego onorevole. Grazie Presidente. Diciamo che ieri abbiamo affrontato in aula, stravolgendo quello che era stato deciso in conferenza dei capigruppo, e ritorniamo per la quarta volta con il DDL degli enti locali. Ritorniamo, lo dico in aula perché, Presidente Di Paola, perché più volte abbiamo dibattuto in quest'Aula e nelle discussioni generali che abbiamo fatto abbiamo sempre sostenuto, e lo dico non solo da capogruppo del gruppo parlamentare del Partito Democratico, ma anche di componente della prima commissione, che questo testo, disegno di legge, al di là di tutto quello che sono state le audizioni, io ritengo che non risolva il problema degli enti locali, perché noi abbiamo parlato e abbiamo udito più volte quello che degli enti locali e la governance, cioè l'ANCI, l'ALI, abbiamo parlato con i sindaci, ai quali noi dobbiamo dare delle risposte, però le risposte che noi ovviamente dobbiamo dare agli amministratori non possono essere risposte dentro un articolato per esigenze di territorio e di province. Questo intervento io già lo avevo fatto nella ultima volta che questo testo approdava in quest'Aula, perché l'ANCI, gli amministratori, quello che chiedono al governo regionale è più presenza dal punto di vista di azioni governative, è più presenza rispetto a quello che sono le materie legate ai rifiuti, legate alle risorse che la Regione dovrebbe dare ai comuni. Noi abbiamo fatto delle battaglie in finanziaria proprio per dare un contributo importante ai comuni affinché hanno difficoltà nei governi delle città, perché abbiamo diversi comuni che sono in dissesto e in predissesto. Abbiamo detto che non sono le risorse, che non sono le norme legate al consigliere supplente o a qualche altra norma di qualche deputato che mette dentro questo disegno di legge. Abbiamo voluto dire, attraverso quello che è stata la nostra posizione e battaglia in Commissione, ma soprattutto in Aula, nel dire che guardate che gli amministratori quello che serve sono le cose importanti che la Regione può dare come risorse agli enti locali. E lo dico, Presidente Di Paola, perché avrei, vorrei un attimino fare un excursus di quello che è questo testo, che questo disegno di legge inizia il suo percorso nel 2024, 2 anni fa, con 5 articoli che ovviamente erano dentro l'ARS. Doveva contenere delle norme correttive della legge di stabilità che servivano ad essere delle norme per evitare l'impugnativa dello Stato, e invece è diventato di fatto per la quarta volta il cavallo di Troia di una legislazione confusa e frammentata, la nostra. Da quel disegno di legge si sono generati, Presidente, 21 disegni di legge. Noi ci ritroviamo, Presidente Di Paola, ad affrontare questo discussione generale. Ancora una volta l'affrontiamo, ma del governo non vediamo nessuno.
la delega ad oggi è del Presidente della Regione, abbiamo 2 assessori, compreso quello che è ovviamente mancanti della delega, che quindi è la competenza degli enti locali, assente. Quindi noi stiamo facendo una discussione generale dove parliamo di aria fritta tra di noi, siamo 15 colleghi e quindi ci stiamo dicendo le cose. Di questi 21 stralci, dico Presidente, il disegno di legge è forse, questo di qua degli enti locali, quello che ha avuto una vita tormentata rispetto a tutte le cose che abbiamo affrontato. Molte norme in questo provengono da articoli, Presidente, che hanno un altro DDL, che è quello, il numero 105, che è un DDL di tantissime e numerose riunioni che abbiamo fatto in prima commissione. Il collega ovviamente Giambona, che è stato con me, abbiamo fatto tantissime riunioni e innumerevoli riscritture. Nel corso del 2025, Presidente, il 738, che in sostanza ha assorbito il disegno di legge 105, è discusso in Commissione da febbraio ad aprile. E questo testo ancora, siamo ancora qui perché è il testo che deve essere esitato nell'Aula. Vengono dati i termini per gli emendamenti. Praticamente non la voglio fare lunga perché c'è tutta la cronostoria, Presidente Di Paola. Siamo davvero di fronte ad un testo che ci fa comprendere come questo testo non abbia nemmeno da parte della stessa maggioranza la voglia e la volontà di essere affrontato in Aula. Perché di fatto quando noi parliamo con l'ANCI sono poche le norme che interessano e che hanno un interesse importante per quello che riguarda appunto i sindaci. Uno su tutti, che ovviamente ci hanno chiesto e richiesto, lo potevamo fare in altre occasioni, è il permesso che loro chiedono per gli amministratori. Poi ci sono degli argomenti, Presidente Di Paola, che ovviamente poi quest'Aula, è chiaro che ogni gruppo parlamentare può avere anche all'interno delle sensibilità diverse, perché magari possono insistere delle prerogative rispetto ad una provincia rispetto che un'altra, però non possiamo noi esimerci da temi che non sono più temi che possono essere mandati alle calende greche. Sono temi che hanno bisogno di essere affrontati e temi dove non possiamo noi, ad esempio, non recepire delle norme nazionali. Lo dico uno su tutte perché per noi è stato e continua ad essere non un cavallo di battaglia, ma è una questione di dignità. Non possiamo noi non recepire la norma del 40% sulla parità di genere. E noi su questo, Presidente Di Paola, poco fa mi ha anche preceduto il mio collega Burtone, non facciamo barricate nel dire che possiamo anche lanciare dei messaggi nel recepimento di norme nazionali, però quest'Aula non si può ancora una volta classificare per dire di no a norme che hanno carattere di dignità a livello nazionale e noi come Regione Siciliana ancora insistiamo che, attenzione, non vuole essere una battaglia tra uomini e donne, è una battaglia di dignità, perché non possiamo essere quella regione che non ha la norma sulla parità di genere. Noi non possiamo dire in Sicilia sì, vogliamo che ci sia la classe dirigente con parità di genere e poi siamo quella regione che non recepisce la norma. E allora ci deve essere un sussulto di dignità, e lo dico a tutti i colleghi perché non c'è da fare maggioranza e opposizione, c'è da Parlamento regionale assumersi una responsabilità, perché comunque nel resto d'Italia la Sicilia viene guardata e soprattutto in queste ore, io lo dico,
Certo, affrontare il DDL enti locali in un momento davvero drammatico per quello che sta avvenendo. Fino a ieri sera abbiamo votato quel minimo di risorse per il comune di Niscemi, per l'alluvione, per il ciclone. Dico, è chiaro che noi dobbiamo andare avanti con i lavori. Però io ritengo una cosa, Presidente Di Paola, quest'Aula tra qualche ora, al di là di questo articolato dei 20 articoli, ci sono articoli che davvero, lo dico, perché non sono proposte che partono da noi, ma sono proposte che partono da qualcuno che vorrebbe un qualcosa in un comune perché gli torna utile rispetto a una norma, un emendamento, un qualcosa. Ci sono delle norme che hanno davvero la valenza della dignità di una regione e la classificazione della classe dirigente tutta di un Parlamento antico come quello siciliano. Non possiamo continuare a demandare cose importanti come quello del recepimento della norma del 40% sulla parità di genere, e su questo io spero davvero che questa Assemblea possa avere un sussulto di dignità nel resto di tutte le altre regioni d'Italia. Grazie onorevole Catanzaro. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Safina. Prego onorevole. Stavo cascando. Presidente, onorevoli colleghi, come abbiamo detto più volte, questo è un disegno di legge che enfaticamente qualcuno ha voluto definire una riforma. In realtà non riforma alcunché e cerca di dare, con la maggior parte delle norme che lì sono state inserite, uno strumento alla maggioranza di governo, a questa maggioranza di governo che governa moltissimi comuni siciliani, per risolvere i problemi che ciascuno di loro vive nei diversi enti locali. La norma più emblematica è quella del consigliere supplente. Il consigliere supplente non serve ad altro che a consentire a chi oggi governa gli enti locali e quindi a questa maggioranza di governo di arruolare ulteriore personale politico. Sostanzialmente è un arruolamento di massa che questo governo sta mettendo in campo, ricoprendo più caselle e dando sostanzialmente più incarichi, infischiandosene però di una cosa, di un dato che è conosciuto a tutti ma del quale questa maggioranza intende infischiarsene, ossia la difficoltà dei comuni siciliani a chiudere i bilanci. E vede qua, tra l'altro mi dispiace che tra i promotori di questa norma ci siano tanti colleghi che hanno fatto gli amministratori locali e sanno e conoscono le difficoltà che tanti amministratori hanno nel chiudere i bilanci, perché con questa norma, con queste norme, si sta aumentando la spesa obbligatoria degli enti locali, costringendo dunque ogni amministrazione a tagliare i servizi ai cittadini per chiudere i bilanci. Perché vedete, questa norma che cosa fa? Entra a gamba tesa, queste norme entrano a gamba tesa sul sistema di governo degli enti locali, prevedendo nuova spesa senza trasferire un centesimo. Guardate, lo dico, io non è che sono ideologicamente contrario all'aumento dei permessi, se dai permessi può derivare un miglioramento della qualità dell'amministrazione, soprattutto nei piccoli comuni, se si dà la possibilità agli amministratori che prendono pochi euro, perché per esempio un tema che dovremmo affrontare è che nei piccoli comuni sta diventando sempre più difficile trovare chi è disponibile a fare l'assessore, perché gli assessori prendono 100-200 euro e devono rinunziare per l'impegno che profondono al loro lavoro, alla loro vita privata. Allora probabilmente quello sarebbe il tema, ma non è un tema che deve gravare sulle casse degli enti locali. Questo è il tema che l'Aula dovrebbe affrontare decidendo di trasferire più risorse per questo scopo. Invece noi che facciamo? Entriamo a gamba tesa, prevediamo nuove spese
senza prevedere alcun nuovo trasferimento. Quindi decidiamo sulla vita di un ente che nella nostra Costituzione è definito come un ente autarchico, quindi in grado di autogestirsi nei limiti demandategli dalla legge, perché questo è. Peraltro rammento che con la riforma del titolo V della Costituzione abbiamo previsto che i comuni, le province, le regioni, lo Stato creano il sistema istituzionale della Repubblica. Però questa Assemblea, in maniera maldestra, intende entrare a gamba tesa su quel sistema, dicendogli intanto tu questa spesa la devi fare, dopodiché come riuscirai a realizzare i servizi, come riuscirai a assicurare i servizi ai cittadini, te la vedi tu. Non è questo un modello che deve seguire un legislatore sano. Un legislatore sano non utilizza la legislazione per i suoi scopi. Una maggioranza di governo non sfrutta il ruolo che riveste in questo Parlamento per assicurarsi sostegno da parte dei consiglieri di turno che verranno beneficiati da queste norme. Ha in mente un sistema in cui le parti politiche competono lealmente e non utilizzano le istituzioni per i loro obiettivi personali. Invece con questa iniziativa legislativa, al netto di alcune norme che sono di assoluto buonsenso, ivi compresa quella del 40% nelle giunte dedicato in questo caso bisogna dire alle donne, ma al netto di alcune norme che sono di buonsenso, tutto il resto viene utilizzato strumentalmente. Allora, guardate, ieri l'Assemblea, che ogni tanto si è ricordata di essere il Parlamento più antico d'Europa, ma non molto spesso il Parlamento più autorevole d'Europa, ha dato una buona prova di sé. Oggi, approvando alcuni degli articoli contenuti in questo disegno di legge, daremmo buona prova di noi? Saremmo all'altezza del compito che i siciliani ci hanno affidati o saremmo ancora qui dipinti come quelli che vogliono, o alcuni di voi saranno contenti di essere dipinti come quelli che vogliono perpetrare un sistema di potere a discapito della qualità della democrazia? Questo è il tema che oggi questo disegno di legge ci consegna, non altro. Perché poi, guardate, sul terzo mandato, sul numero di mandati illimitati, è legittimo che ciascuno di noi possa avere le sue opinioni. Io le mie già le ho espresse, è noto. Però tutte quelle norme che non hanno a che fare con la qualità della vita dei cittadini, che non hanno al centro della loro impostazione il problema di migliorare il rapporto tra amministratori e amministrati, dovremmo avere il coraggio di stralciarle. E dovremmo avere magari il coraggio di pensare a norme che invece recuperano quel senso. Invece no. Qui si parla enfaticamente di riforma degli enti locali, ma di riforma non c'è niente. E poi concludo, Presidente, su una notazione sull'ordine dei lavori. Noi abbiamo presentato, e in particolare a mia prima firma, diversi emendamenti, alcuni anche di riscrittura, che non sono riportati sul fascicolo. Vorremmo capire dal punto di vista regolamentare come sono stati trattati, se sono stati stralciati perché aggiuntivi, perché sono stati trattati come aggiuntivi, perché anche in questo c'è bisogno, nell'esercizio legittimo delle prerogative della Presidenza, non è mio obiettivo sradicare le competenze che sono alla Presidenza, però vorremmo capire perché alcuni emendamenti che per noi erano di riscrittura, per esempio, sono stati trattati come aggiuntivi e sono stati esclusi dal fascicolo. E poi vorremmo capire se questi aggiuntivi verranno trattati laddove eventualmente fossero stati trattati come tali e nella discussione che seguirà questo pomeriggio. Grazie. Grazie onorevole Safina. Se gli emendamenti non sono all'interno del testo vuol dire che sono stati considerati come emendamenti aggiuntivi, però se ci sono dubbi su qualche emendamento presentato può rivolgersi agli uffici con il testo dell'emendamento e verifichiamo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Saverino. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi,
Io naturalmente innanzitutto ringrazio la collega Campo perché la penso perfettamente come lei per quanto riguarda questo TDL. Per carità, un disegno di legge che più volte è stato spostato, siamo all'ennesima volta che entra in aula e che se ne deve parlare, si deve affrontare, però è chiaro che in un momento come questo noi siamo tutti concentrati a quello che sta accadendo nei nostri territori. Naturalmente alcuni territori sono maggiormente colpiti rispetto ad altri, ma ricordiamoci tutti, sia da donna che da parlamentare, ma soprattutto da siciliana, io credo che in questo momento le priorità sono trovare tutte le soluzioni, e tocca a noi trovarle perché siamo noi che dobbiamo legiferare. Io credo che tocca a noi trovare tutte le soluzioni quando ce ne possono essere, perché è ovvio, e lei sa meglio di me, conosce la storia di Niscemi, lei sa bene che noi in questo momento dobbiamo solo andare ad aiutare migliaia di famiglie che sono messe al freddo e al gelo con la ricerca delle coperte, delle lenzuola, dei cuscini, con le cucine da campo che stanno partendo dalle altre province per cercare di dare aiuto. Quindi credo che la priorità di questo Parlamento sia questo, e questo lo voglio ribadire da donna, da parlamentare e da siciliana. Dopodiché è chiaro che noi siamo di fronte a un disegno di legge, oggi abbiamo questo all'ordine del giorno, lo affronteremo. Non mi sono mai tirata indietro sul sostegno alle donne, lo dico convintamente, perché non sarà una parità di genere, il 40% che potrà risolvere i problemi che ci sono sull'arretratezza di questa regione dal punto di vista donne. Allora, siccome sono convinta che si parla prima, che si deve partire dai dati, allora io vorrei dare alcuni dati della nostra terra. La Sicilia, secondo le tabelle Eurostat riferite al 2024, registra un tasso di occupazione femminile del 34,9%, mentre in Italia la media è del 53,3%, cioè 20 punti percentuali in più. E noi parliamo di media. Se poi vogliamo andare in alcune regioni come la provincia autonoma alcune province come la provincia autonoma di Bolzano, il distacco salirebbe a oltre il 33% in più rispetto alla Sicilia. Se noi continuiamo a guardare poi in un quadro internazionale, noi siamo agli ultimi posti di tutta l'Unione Europea, superati solo da Melilla e Ceuta, che si trovano in Sud America e in Africa. Allora, questi sono i numeri che dicono quanto il talento femminile in Sicilia continua a essere mortificato. Quindi è ovvio che noi stiamo discutendo su una norma semplice che si basa sui principi costituzionali, che non è altro che il recepimento di una norma nazionale che è stata già votata nel 2014, cioè 12 anni fa. E se noi andiamo a guardare chi l'ha votata, tra il voto in appello nominale c'è il sì, il voto favorevole del presidente Schifani. Quindi mi dispiace che il presidente Schifani non è in aula, perché vorrei soltanto semplicemente chiedere se la norma andava bene per Roma, perché non va bene per la Sicilia. Quindi io non voglio neanche lì stare a discutere, a chiedere, perché non dobbiamo chiedere. Noi stiamo chiedendo il recepimento di una norma nazionale. Abbiamo visto che ci sono già colleghi uomini che si sono pronunciati e che ringrazio quindi perché sono favorevoli a questa norma, a prescindere il colore politico, perché non ha appartenenza politica. Questo è un fatto di restituire dignità e democrazia alla nostra terra e soprattutto è indice di modernità. Noi siamo considerati sempre e comunque l'ultimo fanalino di coda della nostra Italia e lo stiamo vedendo purtroppo, dico purtroppo, anche in questa emergenza, che nessuno del governo nazionale, o almeno pochi del governo nazionale, stanno prestando la giusta attenzione al disastro che sta accadendo nella nostra terra e nei nostri territori. Proprio perché io sono convinta della retratezza della nostra terra e della situazione delle occupazioni al femminile, già
aprile del 2023 avevo presentato un disegno di legge che proprio nasceva da un'analisi severa che avevo fatto sulla condizione femminile in Sicilia. E proprio in questo disegno di legge l'articolo 9 prevedeva il riequilibrio della presenza di uomini e donne negli organi di amministrazione e di controllo degli enti e delle società partecipate della Regione, garantendo che il genere meno rappresentato avesse almeno un terzo dei componenti e che la metà delle cariche di nomina regionale fosse riservata alle donne. L'articolo 10 di questo disegno di legge introduceva misure per assicurare la parità nelle giunte comunali, prevedendo persino un sistema di premialità per i comuni virtuosi e di sanzione per chi non adegua i propri statuti. Erano delle norme semplici ma forti, perché continuo a dire che noi non abbiamo bisogno di avere più donne, noi abbiamo bisogno di avere donne libere di esserci, di scegliere e di guidare. Quindi occorre un cambio culturale, è su questo che noi dobbiamo lavorare. Quindi donne che abbiano competenze, sempre premiando una meritocrazia, perché sono convinta che la meritocrazia è fondamentale, perché non c'è democrazia senza rappresentanza. E allora che la libertà delle donne possa essere la libertà di tutti. Grazie Presidente. Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Mauro. Prego onorevole. Grazie Presidente, intervengo perché ormai è abitudine e consuetudine, Presidente Di Paola, che in ogni legislatura si parli sempre di sistema elettorale, di innovazione, e abbiamo assistito ad alcuni periodi in questa Assemblea per cui si parlava solo e esclusivamente di spending review, che bisognava ridurre il numero dei consiglieri comunali, bisognava non dare più il compenso al vicepresidente, bisognava non riconoscere ai consiglieri comunali la giusta indennità. Oggi invece tutto cambia perché ci siano invece non solo un vicepresidente che ha corrisposto all'indennità, ma addirittura due, poi ci sono anche altre risorse destinate un po' attraverso naturalmente i bilanci comunali anche a una integrazione di qual è il compenso in questo momento nei consiglieri comunali, e tutto questo però è frutto di una situazione in cui i partiti sono sempre meno decisivi nelle scelte politiche a proposito di sistema elettorale, e credo che siamo qui in una condizione in cui ciascuno dice la propria a secondo gli interessi provinciali e a secondo l'anno in cui si vota, e questo dispiace, perché cambiare le regole elettorali, a me che ho una certa esperienza in questo senso, ho il convincimento che debbano essere fatte per sempre, per tutto il periodo, senza guardare le convenienze che in questo momento possono esserci. Registro con profondo dispiacere anche che non c'è un tempo nel quale entra la legge in vigore, anzi registro che proprio l'assenza quantomeno di indicare che deve essere la legge impiegata, cioè voglio dire entrata in vigore con l'anno successivo, qui invece c'è tutto un sistema che prevede improvvisamente a 2 mesi dalla presentazione delle liste di dare un'opportunità diversa rispetto a quello che è stato fino ad oggi l'attività legislativa. Quindi vorrei che ci fosse da parte di tutti i parlamentari un maggiore senso di responsabilità nell'applicazione delle leggi elettorali e quantomeno, qualora ci siano delle sostanziali modifiche a ciò che è disposto normativamente in questo momento, ci sia una riflessione sui tempi entro il quale la norma entra in vigore, ma di fatto deve essere applicata. Quindi, a mio parere, credo che tutta la norma dovrebbe entrare in vigore con l'anno prossimo. Relativamente ai punti invece salienti, che sono per esempio come quello del terzo mandato, io dico che sul piano politico il mio gruppo è attestato su una posizione molto semplice, ed è la seguente: la legislazione che noi stiamo andando a esaminare prevede la possibilità
di un terzo mandato per i comuni sotto i 15.000 abitanti. E dico una cosa importante, a mio parere, che non è che c'è scritta una norma per cui si dice chi ha fatto il secondo mandato ha un diritto ad avere il terzo mandato. La norma stabilisce, se dovesse essere approvata, che c'è la possibilità che un candidato si possa rimettere nuovamente in pista per la terza volta. E successivamente c'è anche la norma che stabilisce che per i comuni sotto un certo numero di abitanti possono durare senza limite di mandato. E in questo periodo, che è il periodo di presenze di candidature, eccetera, registro, lo dico con profondo dispiacere, un nesso che è quello che vede molta gente emigrare per ragioni di lavoro e quindi lo spopolamento non solo delle aree interne ma anche delle città, capoluogo di provincia o dei centri importanti, rilevanti, come può essere per esempio Marsala, e la difficoltà di trovare candidature adeguate a rappresentare una città. E laddove la cittadina è una cittadina con pochi abitanti e si ha la fortuna di aver indicato ed eletto a suo tempo un sindaco che è attento alla legislazione regionale, è attento alla legislazione nazionale, è attento a tutti i bandi che le amministrazioni nazionali e regionali mettono in campo, credo che sia un'opportunità per un comune. Noi registriamo che a pochi chilometri da un comune rispetto a un altro ci sono trasferimenti di risorse che sono ormai datate a seguito dell'attività che buoni sindaci hanno fatto, anche grazie a una sorta di continuità di presenza nell'impegno politico e nel ruolo di sindaco, la possibilità che ovviamente alcuni comuni hanno maggiore vantaggio. Parlo di comuni a poca distanza di chilometri. Nelle province agrigentine, per esempio, ci sono alcuni comuni che segnano il passo, che non hanno lo scolabus, non hanno la refezione scolastica, non hanno quei servizi che sono essenziali, a discapito di che cosa? Di risorse che vengono destinate ad altri comuni. Allora, l'idea di poter consentire ai comuni sotto 3.000 abitanti una certa continuità di presenza politica, quindi senza limite di tempo, la possibilità che nei comuni fino a 15.000 abitanti si possa arrivare al terzo mandato, credo che sia sul piano politico, in un momento di difficoltà, di rappresentanza, soprattutto nel territorio, una grande opportunità. Noi come gruppo politico rappresentiamo questa posizione, lo annunciamo in maniera chiara e senza impingimenti, perché possa anche il resto del Parlamento prenderne atto e esaminarla positivamente. Grazie Presidente. Grazie onorevole Di Mauro. Nel frattempo comunico che la Commissione quinta è autorizzata a riunirsi e a svolgere la Commissione in contemporanea all'Aula. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giambone. Prego, onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Prima di cominciare l'esame di questo disegno di legge che parla dei nostri enti locali, mi permette di fare qualche considerazione rispetto ad un disallineamento che io ritengo oramai sia insanabile tra quello che è il Parlamento siciliano, che ci induce la maggioranza e il governo Schifani rispetto a quelle che sono le esigenze da affrontare in questo momento drammatico che sta vivendo la nostra terra. Noi ieri abbiamo dato sicuramente un primo segnale, ma è un segnale insufficiente rispetto alla situazione enorme di disagio, di problemi che a tutti i livelli dal punto di vista economico, sociale e abitativo stanno vivendo i nostri corregionali e per i quali io ritengo che ancora ad oggi abbiamo la necessità di comprendere con le proprie parole il Presidente della Regione, che continua ad essere l'assente oramai a tutte le occasioni. Guardate, oggi sarebbe importante vedere il Presidente della Regione, non solo lui, ma qualsiasi componente del Governo, oggi a discutere di questa norma che arriva al quarto tentativo in questa Aula ed è il segno di una carenza di raccordo dal punto di vista appunto esecutivo rispetto a quello legislativo, ma io ritengo che
che trattare oggi questa norma sugli enti locali abbia una valenza oltremodo politica. E io adesso mi riferisco e mi rivolgo a lei, Presidente dell'Assemblea, ma io chiedo, a lei le sembra normale, ed estendo a tutti i colleghi e ai cittadini che ci stanno seguendo, che noi oggi dobbiamo parlare di una norma che riguarda gli enti locali senza il Presidente della Regione? Ma non solo il Presidente della Regione nella qualità di Presidente della Regione, ma anche nella qualità di assessore agli enti locali, perché lui è assessore, oramai da oltre 2 mesi, un assessore che io considero abusivo, perché non rispetta le norme. La legge numero 26 del 2020 stabilisce che per i criteri del buon funzionamento della macchina amministrativa regionale il Presidente della Regione debba ricomporre il plenum entro 30 giorni. Oggi il Presidente della Regione è abusivo e non solo non si presenta qui a discutere con i parlamentari di questa norma così importante. Allora io chiedo e mi chiedo fino a quale momento il Presidente intende tenere in ostaggio i parlamentari, intende tenere in ostaggio la Sicilia su 2 deleghe così importanti. Ci sono amministratori oggi in crisi che non sanno con chi si devono confrontare perché non c'è l'assessore alle autonomie. Abbiamo approvato ieri l'altro una finanziaria con delle norme che necessitano degli assessori competenti. L'assessore alla famiglia, abbiamo un grande disagio sociale e lui ancora perde tempo. Ma che cosa attende? Che cosa attende? Noi su questo vogliamo una risposta perché credo che sia l'ennesima dimostrazione della inadeguatezza. Probabilmente lui pensa di voler ricomporre degli equilibri politici, di farci attendere sine die, ma i siciliani, specialmente in questo momento, Presidente, non possono attendere. I lavori d'Aula su questo argomento, attenzione Presidente, io su questo non transigo. I lavori d'Aula oggi sulla discussione che riguarda gli enti locali non possono andare avanti senza l'assessore competente e l'assessore competente è il Presidente della Regione. Se lui non viene qui oggi e discute e si confronta con noi su questo tema, la discussione non può andare avanti e lui ci deve spiegare quanto tempo deve continuare questo balletto in cui non nomina l'assessore alla famiglia e l'assessore agli enti locali e ci deve pure spiegare qual è la sua posizione su questo disegno di legge, se condivide tutto quello che si sta portando avanti, anche perché noi avremmo la curiosità, vorremmo capire la posizione del Governo e se poi alla fine il voto finale di questo Parlamento sarà coerente rispetto alla posizione del Governo, ovvero se ci saranno i soliti inciampi o sgambetti all'interno della maggioranza. Una norma che è assolutamente fuori tempo, una norma che ha l'obiettivo, permettetemi di dire, non di parlare ai territori, non di parlare a quelle che sono le esigenze dei siciliani, ma di parlare alla casta, di parlare agli apparati, di parlare a quelle che sono le segreterie politiche, non disciplina quelle che sono le competenze, le risorse e non interviene su quelle che sono le esigenze di avvicinare la gente, i cittadini alle istituzioni che sono sempre più stanchi di tutto questo. Ed è il motivo per il quale questa norma oggi arriva dopo 3 tentativi nuovamente, perché il Presidente della Regione lo ha dichiarato a più riprese, si è vergognato di presentare questa norma in altre occasioni e ha chiesto che venisse ritirata. Perché ditemi voi, i siciliani cosa interessa del tema dei mandati, dei permessi, dei gettoni, delle incompatibilità, quando i problemi e le emergenze sono ben altre, da quello che sta succedendo in giro per la Sicilia, alla sanità, alle infrastrutture e quant'altro. E oltre a non parlare ai cittadini che si allontanano dalla politica, caro Presidente, colleghi e cittadini, noi aggiungiamo costi agli enti locali, perché questo Parlamento, questa maggioranza è bravissima a prevedere nuovi oneri ai comuni che già sono in crisi senza mettere un solo centesimo per permettere di compensare appunto a questi nuovi oneri che noi prevediamo. E allora io ritengo che questa, che è una norma, una banalissima norma che la maggioranza ha annunciato come una riforma, per definirsi tale debba affrontare alcuni temi. Per essere una riforma, Presidente dell'Assemblea, intanto deve allinearsi. Il primo elemento che noi come Partito Democratico chiediamo è l'allineamento alla normativa nazionale
in ordine alla presenza delle donne in giunta. È assolutamente inaccettabile e noi su questo faremo le barricate, che ancora oggi in Sicilia non sia stata applicata questa norma che prevede il 40% delle donne in giunta. È una norma di democrazia, è una norma che rispetta quelli che sono i principi della nostra Costituzione, e l'arretratezza della nostra terra è anche figlia della mancata applicazione di questa disposizione normativa, ma naturalmente questo non basta e noi vogliamo portare avanti altre disposizioni, altri interventi su quelle che sono le possibilità delle donne, sulle possibilità di chance, sulle possibilità di carriera, in sostanza su quello che deve essere un approccio di tipo culturale. Primo tema, allineamento. Secondo tema, quello della vicinanza delle giunte ai giovani siciliani. La proposta del Partito Democratico è che nelle giunte siciliane ci siano più giovani, ci siano più donne e ci siano anche più giovani under 35, tali da essere ascoltati e avvicinarli alle istituzioni. Il terzo tema, e concludo, è il collegamento con i territori. Ecco perché noi abbiamo proposto che finalmente si dia seguito a quello che è il Consiglio regionale per le autonomie, un ente, un organismo di raccordo con la Regione siciliana che riesca a portare avanti le istanze dei territori all'interno di queste aule, all'interno di questi banchi. Allora, concludo, il Presidente della Regione deve oggi qui intervenire, prima per dirci se non vuole ancora tenerci ostaggio rispetto a quella che è la norma 26 del 2020 che prevede che debba ricomporre il plenum della sua giunta, ci deve rispondere su donne, giovani e territorio, perché diversamente, qualora non vorrà rispondere a queste domande, faremo un grande e pessimo servizio alla Sicilia, diversamente da quello che noi vogliamo fare, portare avanti una norma che sia coerente e rispondente a quelle che sono le esigenze dei siciliani. Grazie onorevole Giambona. Colleghi, io non ho altri interventi. A questo punto la discussione generale viene dichiarata chiusa e l'Aula la rinviamo alle ore 15 con la votazione dell'articolato, e quindi la seduta è sospesa.